Dopo un leggero miglioramento a settembre, con ottobre la siccità è tornata a far sentire i suoi effetti negativi anche nel Padovano. Tutto ruota attorno alle irrigazioni necessarie per salvare il raccolto, ma senza precipitazioni tutto è difficile. Ecco perché la Regione Veneto ha autorizzato in questi giorni l'assegnazione di carburante agricolo per le aziende che devono effettuare l'irrigazione cosiddetta di soccorso. Nel nostro territorio la situazione è che il mese di settembre si era ripristinato rispetto alla media storica come precipitazioni, ma ottobre è molto al di sotto della media, quindi siamo ritornati alla tendenza di giugno, luglio e anche agosto, quindi con precipitazioni molto basse. In provincia di Padova si parla di 180 milioni di euro di danni tra ortaggi, vigneti, frutteti e semine. Crolla la produzione di frutta, riso e frumento e aumentano i costi di produzione legati all'energia. E questo crea ancora problemi per quanto riguarda alcune coltivazioni, quindi il mondo agricolo, crea qualche problema anche per l'approvvigionamento idrico dell'acqua potabile. E poi c'è la tendenza dei cambiamenti climatici. I dati degli ultimi 30 anni non lasciano dubbi. Questo trend dei cambiamenti climatici, dell'incremento della temperatura quindi della siccità si riproporrà anche in futuro. Noi abbiamo dei dati che ci dicono che negli ultimi 30 anni la temperatura media in Veneto è cresciuta di 1,5 gradi. Intanto negli ultimi anni la Regione si è dotata di un piano per i cambiamenti climatici e di un piano per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Il Veneto è stata anche la prima regione d'Italia a creare un piano di risanamento dell'aria.